Oggi alle ore 12 i telefoni cellulari in Emilia-Romagna saranno raggiunti da un messaggio di test IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile della regione Emilia-Romagna suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. La Protezione Civile del Veneto avverte che in relazione alla vicinanza territoriale è possibile che anche alcune persone in provincia di Rovigo ricevano i messaggi di test del sistema di allarme pubblico. Chi riceve il messaggio di test ovviamente non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio. Nei prossimi mesi sarà effettuato uno specifico test all'interno della regione Veneto, così come nelle altre regioni confinanti. Il sistema servirà ad allertare le popolazioni prima di eventuali emergenze. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 10 luglio 2023, una giornata di caldo torrido in Veneto, una giornata di anticiclone proveniente dall'Africa settentrionale. Il tempo sarà stabile. Cielo in prevalenza sereno, precipitazioni assenti ovunque e soprattutto temperature in aumento con valori ben superiori alla media stagionale. Queste le previsioni dell'ARPAV per la giornata di oggi e a dir la verità anche per i prossimi giorni. Bene, la prima notizia del giorno di oggi, lunedì 10 luglio 2023, riguarda il messaggio di alert sui telefoni cellulari, un test oggi effettuato in Emilia-Romagna dalla Protezione Civile. Presto un test analogo verrà effettuato anche in Veneto. È un sistema appunto di avvisi in caso di eventuali emergenze. Ancora alla fase di test appunto. Proseguiamo con la prossima notizia, una rassegna stampa molto breve in questo lunedì di luglio. Il Veneto ha due nuovi cardinali, sono Guerotti e Marchetto. Veronese e Vicentino saranno nominati da Papa Francesco nel Concistoro il prossimo 30 settembre. Arrivano le felicitazioni da parte di Luca Zaia, presidente della regione del Veneto, e del sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Quindi una notizia questa che troviamo sui quotidiani del gruppo Gedi, come anche la precedente sui test del servizio di emergenza telefonica della Protezione Civile. Troviamo queste notizie, dicevo, sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Il vescovo della città di Vicenza, Giuliano Brugnotto, commenta le prossime nomine appunto di questi due prelati veneti, dicendo è una grande gioia. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: 2 veneti fra i cardinali, Moraglia ancora non c'è. Il patriarca di Venezia rimane escluso, almeno per il momento, dalle scelte di Papa Francesco. Fra i 21 nuovi porporati creati dal Papa, il berico Marcuzzo e lo scaligero Guerotti. Il concistoro sarà il 30 settembre, prescelti anche l'argentino Fernandez e il bergamasco Pizzaballa. Questo per quanto riguarda i movimenti ai vertici della Chiesa. L'ultima notizia di oggi invece riguarda l'ennesima tragedia sulle strade venete, frontale fra auto, morti 2 ventenni, schianto all'alba sulla via del ritorno. Siamo a Jesolo, vittime 2 giovani di Musile, rincasavano dopo una notte trascorsa con amici, ferito gravemente un 38enne di Mogliano. L'incidente è avvenuto in località Piave Nuovo. Una delle vittime è figlio di albergatori, scrive Giovanni Cagnassi sulle pagine della Nuova Venezia. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: Jesolo, frontale all'alba, muoiono 2 ventenni, qui troppe disgrazie. Nello scontro fra l'utilitaria e un'altra auto alle 5:40 ferito 38enne di Mogliano Veneto. I ragazzi di Musile di Piave erano stati alla sagra. I residenti parlano di una strada pericolosa.
Il sopravvissuto è ricoverato a Mestre in prognosi riservata, alcol test negativo, da capire chi abbia invaso la corsia. Le vittime andavano all'hotel gestito dai Pavanetto, le condoglianze degli albergatori alle loro famiglie. Ecco, il Gazzettino racconta anche chi erano questi due ventenni: Mattia l'alpino e Tommaso l'operaio, gli amici uniti da un tragico destino. Per il militare era l'ultimo giorno di licenza, Cattai lavorava a Cessalto, ha perso la vita come suo zio Tiziano. Insomma, una famiglia colpita dagli incidenti stradali, come tante purtroppo sempre di più nella nostra regione. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa breve puntata di Sveglia Veneto. Come sempre la rassegna stampa torna domani mattina. Nel frattempo a tutte e tutti voi una buona giornata.